A meno di 24 ore dal violento incidente di martedì, poco dopo il casello di Villabona, quando un tir è piombato sulle auto ferme in coda in cui ha perso la vita un settantenne di Salzano, questa mattina si sono verificati altri 2 incidenti, di cui uno mortale. Sull'autostrada A4, nel tratto fra Latisana e Portogruaro. Erano circa le 7:30. Un 41enne di nazionalità rumena a bordo di un furgone ha tamponato una cisterna. Per lui non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo. Troppo gravi i traumi riportati. Il secondo invece è stato un tamponamento fra mezzi pesanti, uno sloveno, l'altro croato, avvenuto a causa della coda che si era formata in seguito al primo incidente. Uno degli autisti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro e soccorso dall'elicottero di Udine. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche una 27enne croata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. L'autostrada 4 è stata chiusa fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Gli incidenti hanno causato molti problemi alla circolazione. Alle 9:30 infatti si registravano 9 chilometri di coda nel tratto Latisana-Portogruaro, 8 invece fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia, con code anche fra Cessalto e Latisana nella direzione opposta.